bella giornata che è stata oggi, vero? Già, lo sai che non mi sembrava vero di averti tutto sto tempo con me. Oggi non ti lascerei più. Beh, una soluzione ci sarebbe. Ah sì? E qual è? Senti, io te la dico, ma tu devi accettare senza obiezioni. Lo vuoi sapere? Mm, va bene. E accetti senza obiezione? Sì, Sicura? sicura. Ok. Che fai? Ti capisco. Ricorda, senza obiezioni. Pronto? È pronto, mamma? Ciao, sono io. Giulia. Ciao, allora, com'è andato il pranzo di Giovanna? Bene, è andato bene. Senti, però ti chiamavo per dirti che stasera non vengo a casa. Sei con Antonio, vero? Ascolta, Giulia. Ascolta, capisci che così ti fai solo del male? Non fare sciocchezze, vieni a casa. No, mamma, è la mia vita. E voglio decidere da sola. Ti devo salutare adesso. Ciao. Giulia, ascolta! Non riattaccare! Ma la zia non torna neanche stasera per cena. No. E perché Perché? non mi vuole più bene? Ma cosa dici, Giada? Ma si vuole più bene a te che a tutti gli altri. E allora? E allora? Allora, secondo me, zia Giulia ha solo bisogno di ricordare quali sono le cose più importanti della sua vita. E a ricordargliele adesso ci penserà la nonna. Già la lavata e questa, infatti.